Benvenuti e bentornati. Oggi è sabato 3 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.52. La luna sorge alle 16.08 e cala alle 7.54. Oggi la chiesa ricorda San Luciano di Lentini. Il nome Luciano deriva dal latino e significa nato nella luce. Oggi, 3 gennaio 2026, si celebra l'anniversario della prima trasmissione televisiva italiana, i suoi 72 anni. Il programma nazionale, il primo canale Rai, svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica, in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. Alla fine del 54, infatti, la televisione raggiunge il 58% della popolazione. Nel 1961 raggiungerà il 97% degli italiani. In ogni casa e ritrovo pubblico si raccoglie tutto il vicinato per vedere la TV. Inizialmente i programmi durano quasi 4 ore, le trasmissioni iniziano alle 17.30 con la TV dei ragazzi e durano sino alle 23. Nel 1957 una prima svolta. Viene introdotta la pubblicità con il carosello, programma simbolo nel quale lo spettacolo prevale sullo spot. La televisione è e rimane il più grande fenomeno di massa della nostra epoca. Festeggia 70 anni lo statunitense Mel Gibson, noto per i ruoli nel film Mad Max e Arma letale. Ha poi vinto l'Oscar dirigendo Braveheart, suoi anche Colossal, La passione di Cristo e Apocalipto. Sono 30 gli anni per l'attrice britannica Florence Pugh. Grazie alla performance nella pellicola Piccole donne si aggiudica la sua prima candidatura al premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista. Nel 2023 è nel cast di Oppenheimer e nel 2024 anche nel sequel di Dune. Infine compie 23 anni Greta Thunberg, giovane ambientalista svedese. È diventata famosissima per le sue manifestazioni contro il cambiamento climatico e i duri attacchi ai politici. Ad ottobre 2023 è stata arrestata a Londra per una protesta contro i giganti del petrolio. Il 6 aprile 2024 viene arrestato nuovamente nei Paesi Bassi e ancora nel 2025 in Israele per la lotta contro la liberazione di Gaza. La Rai, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. È lo storico incipit di Fulvia Colombio, la decana di tutte le signorine Buonasera, pronunciato il 3 gennaio del 1954. L'evento è seguito su 15.000 apparecchi, a quei tempi troppo costosi, e alle 20.45, ma non nel primo TG. Sapete come funzionano i navigatori dei nostri cellulari? I navigatori satellitari sfruttano varie tecnologie per cui i dispositivi inviano dei segnali ad un sistema di satelliti che si trovano in orbita attorno alla Terra. Il segnale viene captato, viene rilevata la posizione dell'oggetto e successivamente ritrasmesso un segnale che fornisce le informazioni sulla posizione. Buon fine settimana ai 12. Il cielo di questa giornata è molto bello e particolare perché la luna è abbracciata a Giove, si compie piena in Cancro ed è al massimo della sua potenza. Cosa vuol dire per lo zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi è un richiamo all'ambizione, alla carriera, una forza molto forte, un qualcosa che vi spinge a cercare nuove mete e nuovi traguardi da superare. Toro, una stupenda giornata per voi, non solo perché la Luna e Giove splendono per voi in rapporto amico, ma anche perché avete il sostegno di ben 4 pianeti, tutti in trigono e tutti dalla vostra parte: Mercurio, Venere, Sole e Marte. Per voi Toro non è solo iniziato un nuovo anno, ma un anno diverso della vostra vita felice. Gemelli, per voi la giornata è una giornata piena di una serie di impegni, tanti forse troppi, oppure qualche evento che assorbirà gran parte della vostra attenzione. Concentratevi e soprattutto non strafate e non nutrite troppe aspettative. Cancro, la giornata di oggi è decisamente splendida per voi, un cielo stupendo con una luna abbracciata a Giove proprio nei vostri gradi zodiacali che si magnificano e si esaltano. L'opposizione con il Sole e con Venere e con Marte vi dice semplicemente che è il caso che le cose in amore vadano in una maniera più strutturata e anche con qualche promessa in più per il futuro. Leone,
La vostra giornata oggi è una giornata che vi chiarisce qualche dubbio. I pianeti sono tutti un po' distanti tra di loro, ma con l'aiuto di Nettuno e della Luna le intuizioni oggi saranno preziose. Vergine, per voi oggi con 4 stupendi pianeti in trigono, una Luna e Giove che giocano per voi, non avete di che lamentarvi. È una delle giornate e dei weekend più belli dell'anno per voi, godetevelo appieno. Bilancia, una doppia quadratura di Luna, Giove, di Mercurio, Venere, Sole e Marte. E beh, è un po' complicato il cielo d'apertura di quest'anno, che vi vede un po' claudicanti, forse un po' stanchi per i troppi impegni sostenuti. Adesso rilassatevi e prendetevi in questo weekend un po' di riposo necessario. Scorpione, per voi oggi la giornata è assolutamente splendida, proprio perché il trigono della Luna e di Giove vi dà una marcia in più e vi promette tante bellissime cose per il futuro. Tra l'altro a inizio anno è bello sognare, progettare, e anche Mercurio, Venere, Sole e Marte sono dalla vostra parte. Oggi gli incontri saranno speciali, fortunati, e probabilmente vi presenterete agli altri in maniera molto disinvolta con il partner. Sagittario, per voi oggi i pianeti sono copiosamente tutti davanti a voi. Ebbene, ambiziosi come siete, il vostro istinto di fuoco troverà ottimale la condizione comunicativa, quella affettiva, e vorrà comunque proiettare su un piano più definito a livello economico anche un impegno notevole che vi accompagnerà anni grazie alla presenza di Sole e Marte in seconda casa. Capricorno, per voi oggi è una giornata splendida. L'opposizione della Luna e Giove vi vogliono fare trasecolare un po', magari decidere che è arrivato il momento giusto per superare un limite, per chiedere a qualcuno di passare il resto della vita insieme o anche di cambiare casa, vita e luogo. Acquario, per voi oggi la giornata è una giornata piena di grandissima intuizione, di visione lungimirante delle cose. Tutto quello su cui si poseranno i vostri occhi oggi avrà un significato che capirete meglio in futuro. Ottimo, un intrigo affettivo molto ben riuscito. Pesci, per voi la giornata è splendida con questi trigoni di Luna e di Giove che illuminano le vostre speranze e vi fanno capire che siete in un momento nuovo e diverso. I 4 trigoni sono la realtà che già avete conquistato e che in più vi dà modo di esigere ancora di più dalla vostra vita, dal partner e da tutti i vostri affetti. Fu contattato per affiancare il leader Syd Barrett, sempre più malato, e rimediare ai suoi errori nelle esibizioni dal vivo. Il 3 gennaio del 1968 David Gilmour si unì ufficialmente ai Pink Floyd. Dopo alcuni mesi divenne lui la voce del gruppo, al quale per decenni ha garantito anche il suono straordinario della sua chitarra. Succede spesso a conclusione del percorso di studi o dopo anni di frenetici ritmi lavorativi. Giunge la necessità appunto di prendersi un anno sabbatico. Nell'antica tradizione ebraica cadeva ogni 7 anni ed era il periodo durante il quale, in onore a Dio, si lasciava riposare la terra, si annullavano i debiti e venivano liberati gli schiavi. Per questo anche oggi significa prendersi un periodo di assoluto riposo e di pausa. Il 3 gennaio del 1889 a Torino un uomo danza nudo gridando di essere ora Dioniso, ora Gesù Cristo, quindi abbraccia un cavallo. È Friedrich Nietzsche, il filosofo tedesco, che da quel momento comincia ad inviare a personaggi pubblici i biglietti della follia, rilevando un disagio mentale evidente. E anche oggi ci salutiamo con la nostra frase del giorno. I politici sono rimasti senza più scuse e noi siamo rimasti senza più tempo. Io vi ringrazio per averci seguito ed averci scelto anche oggi. Continuate a supportarci su tutte le nostre pagine social e a seguirci su Instagram e TikTok per restare sempre aggiornati anche con delle pillole di almanacco. Noi ci vediamo domani, io vi auguro una buona giornata e a prestissimo dalla vostra Jaire.